Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi parliamo di scrittura. L'ospite che vedete oggi, che vedete a fianco a me, Ivan Argiolas, che ringraziamo ovviamente per la partecipazione. Abbiamo già trovato qualche tempo fa, potremmo dire qualche anno fa, in occasione ovviamente di iniziative, di progetti che ha portato avanti. Oggi in veste di scrittore, perché è uscito col suo primo libro dal titolo Paura di guarire, edito dal Maestrale, lo vedete appunto qui inquadrato. Ciao Ivano, allora innanzitutto partiamo subito dal titolo perché incuriosisce, perché paura di guarire di fatto in italiano si chiama ossimoro, cioè una stranamente si ha paura di morire, non paura di guarire. Ecco perché la spiegazione di un titolo così particolare. Ciao Fabrizio, ciao a tutti, buonasera. La spiegazione è presto detta. C'è stato un momento nel 2013, te lo ricorderai, quando stavo per varcare le porte di questo grande ospedale a New York per fare la terapia genica, per tentare di guarire dalla talassemia, che ho avuto paura di guarire. Perché in effetti in quel momento ho pensato, ma se guarisco davvero, perdendo probabilmente anche l'unica certezza che ho nella vita, che è la malattia, che persona potrò mai diventare, come potrò rappresentare i bisogni delle persone che hanno la mia malattia, e che magari mi hanno anche portato a rappresentarla pubblicamente. C'è stato proprio questo flash, questo sentimento, che poi è diventato il titolo del libro. Un libro che è sì la tua storia ed è in parte sia un messaggio appunto a chi come te vive, diciamo così, una condizione da malato cronico, storico, ovviamente è nato con la talassemia, poi soprattutto malato sardo, perché la talassemia in Sardegna è sicuramente un fattore importante, e poi anche un messaggio anche a chi non sa, chi non conosce poi in effetti cosa significa. Vedi, tutto è iniziato con l'esigenza che avevo di dare un messaggio a me stesso, che era quello di uno che faceva i conti con la propria vita, con la propria personalità, a seguito poi di esperienze molto importanti, anche l'aver compreso di quanto la malattia possa aver inciso sulla sua vita, e quindi questo era il messaggio per me. Poi a un certo punto un gruppo di persone, che vorrei citare perché mi sono state molto vicine, Massimiliano Meda, Pina Doi, Francesco Abate, Grazia Pili, e poi via via altre persone mi hanno convinto che questo messaggio rivolto a me stesso poteva essere utile anche agli altri. Poi non a quelli che hanno la talassemia, magari che hanno un percorso anche diverso dal mio, o perlomeno non solo. Ci sono state persone con talassemia che si sono ritrovate in alcune questioni, in alcune esperienze, altre no, questo è normale. Però ecco, l'idea di avere una malattia cronica, al di là del fatto che si chiami talassemia o altro, è comunque un'esperienza che io personalmente ho voluto condividere. Poi messaggi o esempi, non lo so, questo saranno gli altri a giudicarlo. Certo è che per andare a New York e, diciamo così, essere di fatto il paziente zero, no, perché nel 2013 sei stato sottoposto a quella terapia sperimentale a New York, ci vuole comunque una bella dose di coraggio. Ecco, a questo punto di vista ti ci ritrovi? Ma non so, sì, in tanti hanno detto che sono stato coraggioso, non lo so, ecco, anche questo credo che non spetti a me dirlo, però quello che mi ha animato a candidarmi non era tanto questa voglia di la manifestazione del coraggio che io in quel momento ho avuto, ma la voglia di restituire. Fabrizio, la voglia di restituire qualcosa alla vita alla quale sono grato, la voglia di restituire qualcosa alla comunità scientifica, ai medici, e anche alla comunità di persone, di pazienti che in quel momento mi voleva bene, eravamo molto molto uniti. La voglia di restituire qualcosa alla Madonna di Bonaria, alla quale io mi sono affidato totalmente nel 1995, quando in fin di vita
a causa di uno scompenso cardiaco, l'ho supplicata di salvarmi. E così è stato. Questo libro abbiamo detto che è anche un percorso interiore. Da quando, non dico dal 2013, ma da quando l'hai iniziato a scrivere, quindi hai messo su carta quella che è stata la tua esperienza, diciamo che è un libro in qualche modo forse potremmo dire che si è scritto da solo, perché appunto racconti quello che hai vissuto in prima persona. Quanto ti ha cambiato? Cioè è stato anche in qualche modo un po' terapeutico? Direi di sì, e questo non solo io a dirlo. Per esempio, l'ha capito la mia analista. Io è da un anno che ho deciso di andare in analisi a seguito di una serie di delusioni clamorose, di vicissitudini molto personali. Allora mi sono detto, ma possibile che mi sia successo questo? Dove ho sbagliato? Devo aver fatto sicuramente qualcosa di grave. Allora, per capire me stesso, sono andato in analisi e nel frattempo c'era quasi la pubblicazione, era quasi finito il libro. Ho fatto leggere il libro alla mia analista e ha detto: questo è un grande percorso di analisi, un autopercorso. Ora non ricordo le parole che ha usato, però e dunque questo libro per me già scriverlo è stato terapeutico. Dopodiché naturalmente non basta, perché ci sono fenomeni complessi che vanno trattati da personale qualificato. E devo dire che io ho trovato giovamento sia nella scrittura di questo libro, che in effetti, come dici giustamente, un po' era già scritto, che nel fatto di mettermi in discussione, di andare in analisi e capire la complessità del mio carattere, che naturalmente si vede, si legge, palpabile proprio nella narrazione del libro. Senti, credo che nel libro, ovviamente non spoileriamo, anche l'invito ovviamente è quello di acquistarlo, dicevo, 2 siano i nodi o comunque in inglese si chiamano le sliding doors. Il primo è l'incontro con il professore Renzo Galanello, il primario del reparto di talassemia, che ti ha parlato proprio del protocollo sperimentale, no, per quanto riguarda la terapia genica mai provata sui talassemici sardi. E poi è appunto lo stesso professore quando ti prospetta i rischi ed eventuali ricadute positive per la ricaduta scientifica. Credo che questi 2 elementi siano forse lo snodo di tutto, oppure c'è qualcos'altro? Beh, l'incontro con Renzo Calanello, che ovviamente da paziente conoscevo e da presidente di associazione, conoscevo anche nelle vesti del ruolo che avevo e dunque nelle collaborazioni che avevamo avuto, è stato chiaramente illuminante. Professor Calanello, che oggi non c'è più, tra l'altro ci ha lasciato qualche mese prima che io partissi per New York, quindi io mi sono sentito anche un po' orfano proprio in quel momento storico a causa della sua morte. Il professor Renzo Galanello fu chiarissimo come Fabrizio, cioè lui mi disse: facciamo questa cosa per testare la sicurezza. Poi naturalmente ci auspichiamo anche l'efficacia, cioè che tu guarisca, e se non sarai tu saranno altri. Però sai cos'è la cosa che ho capito durante questo mese di ricovero, durante la mia esperienza in questo ospedale incredibile che è molto lussuoso, con servizi alberghieri di primo ordine, naturalmente anche di competenze specifiche, ho capito che alla fine non era tanto guarire dalla talassemia, che in quel momento avrebbe fatto bene a Ivano Argiolas, cioè alla persona Ivano, ma attraverso tutta una serie di questioni che sono abbastanza spiegate, cioè sono spiegate bene nel libro, forse mi sarebbe servito guarire da me stesso. Certo, poi c'è la questione scientifica, della comunità scientifica, della mia restituzione, dei pazienti, mia moglie ha la talassemia, quindi io ho la talassemia, gran parte dei miei amici hanno la talassemia. È chiaro che c'è il pallino di guarire e di dare un contributo, far parte del mosaico della ricerca, e così, però è stato, devo dire, un percorso proprio interiore che mi è stato molto utile. È l'approdo a New York. Ecco, da questo punto di vista però ti chiedo l'impatto, perché abbiamo detto, siamo passati da Cagliari direttamente già all'ospedale, ma tutto il percorso che ti ha portato da Cagliari a New York, cioè scendere dall'aereo, avere il coraggio anche di prendere l'aereo, perché tu non sei assolutamente amante dei voli e quindi, cioè, credo che ci voglia un po' tutto, no, a 360 gradi, proprio una serie di
sensazioni, di emozioni contrastanti fra di loro. Guarda, hai centrato, quando si parla di coraggio forse è meglio dire la questione aereo, perché io ho un terrore enorme di volare, e quindi immaginati, cioè un conto è fare Cagliari-Roma, Cagliari-Milano, quando sali praticamente stai già scendendo. Un conto è fare Roma-New York e farlo 6-7 volte andata e ritorno, dunque 14 volte, cioè è una cosa diversa. Tu pensa, guarda, ti svelo questo piccolo segreto che è raccontato in maniera anche ironica nel libro. Io inizialmente prendevo il Lexotan, cioè io non sono un tipo ansioso così, però quando stavo nell'aereo così mi prendevo il Lexotan e mi sdongiavo, come si dice a Cagliari, per affrontare, perché ho una paura proprio mammata dell'aereo. Credo che quanto sono Questa è la 14 paura. ore? 14 ore di volo, No, quante ore? no, 9 ore, 9 ore. Vabbè, comunque non è poco. Se ci aggiungiamo anche il Cagliari-Roma, insomma c'è un po' Eh di sì. parecchio. E poi Se l'arrivo, Fabri, eh, l'arrivo a New York, vabbè, che te lo dica fare, è una cosa bellissima perché è un po' come stare in un film, no? Cioè tu arrivi in questo aeroporto che è spaziale, enorme, dove ogni volta che ci andiamo ci perdiamo, però e poi c'è Manhattan, tutto l'arrivo, c'è il taxi, c'è tutto quello, il contorno che è stato bello, è stato carino perché poi si va lì per fare delle terapie, si va lì certo, per fare certo. delle analisi, è più il tempo che si sta in ospedale che non fuori, però nel frattempo è stato bello anche conoscere questa realtà completamente diversa dalla nostra. Senti, Ivan, te lo chiedo ovviamente col cuore in mano, come sono abituato a farlo anche, pubblicamente, insomma, soprattutto anche professionalmente. Il fatto che comunque la terapia sperimentale non sia andata bene, ti è pesato, cioè al di là delle riflessioni personali, ma in generale? No, non mi è pesato perché c'era un patto fra me, un patto non scritto fra me e Renzo Galanello, lui era stato molto chiaro, Paolo Moi, il professor Paolo Moi è stato molto chiaro, e io ho capito bene che si andava lì per testare la sicurezza piuttosto che l'efficacia. Mi sarebbe piaciuto guarire, però il fatto che io non sia guarito, ma che per esempio non abbia avuto neppure nessun effetto collaterale, è stato comunque, è andata bene, non ho avuto nessun tipo di ripercussione psicologica. Infatti la cosa strana è che naturalmente le persone mi chiedono è: ma come, paura di guarire? Avresti dovuto intitolarlo non sono guarito, peccato o qualcosa del genere. Ci ho Invece è provato. proprio il contrario. Però il tuo contributo, la tua disponibilità, servirà, è servita e servirà alla scienza magari, diciamo brutto dirlo, un tassello nel puzzle della guarigione per tutti. Ma io penso di sì, perché nella ricerca, insomma, in generale nella vita tutto serve, Certo. compreso e soprattutto direi i fallimenti. Io poi sono uno che di fallimenti se ne intende, perché fallisco in quasi tutto quello che faccio. Però sai cosa, la cosa bella è che poi dopo ho sempre voglia di riprovarci, e questo è Io forse l'essenza. fallimenti non direi, ad esempio nel libro siamo già alla seconda ristampa, è uscita a fine maggio, insomma era giro un paio di mesi, quindi proprio fallimento non direi. Ah, Ivano, parliamoci poi chiaramente, da quando sei nato ad oggi, parliamo di insomma più di 40 anni per rimanere bassi, perché siamo più o meno coetanei, diciamo anche la scienza ha fatto il suo percorso e si è evoluta molto anche per quanto riguarda le cure, le terapie e l'assistenza nei confronti dei pazienti talassemici. ecco, vedi, io credo anche a causa o grazie agli errori, agli stop and go che ci sono stati anche nella ricerca, che poi ci ha offerto, per esempio, oggi dei farmaci che si assumono per bocca, delle semplici pastiglie che è molto facili da assumere rispetto, per esempio, a fare le punture che durava infusioni notturne che duravano 12 ore, 14, cioè che ci lasciavano il ponfo. Tutto questo è arrivato veramente piano piano e devo dire è stato molto utile, ha cambiato proprio la prognosi della talassemia. Oggi
ma dico anche già dagli anni 90 e perfino dagli anni 80 a nascere con la talassemia. Ecco, man mano che arriviamo verso il 2000 non è stata più percepita da molti come un problema. Certo è che la talassemia è e comunque rimane una malattia importante che va seguita, non va sottovalutata, è importante che ci siano le cure multidisciplinari, è importante che ci sia un'assistenza adeguata, che la politica non si dimentichi di noi talassemici, e tutto quello che normalmente dicevo quando ero presidente dell'associazione, che adesso giustamente dicono altri. Però nel racconto e nella narrazione di Paura di guarire c'è anche, attraverso l'offerta di contributi di alcuni clinici importanti, ne cito una per tutti, Susanna Barella, che è il responsabile della nostra struttura semplice dipartimentale dell'ospedale Antonio Cao. Lei ci racconta che cos'è la talassemia, ci racconta la prognosi aperta, e quindi questo libro può essere, oltre che uno strumento didattico, se vogliamo, è però anche è stato definito anche un romanzo di formazione, un racconto di formazione, perché c'è la formazione della persona, e questo forse può essere, credo, non lo so, a me è stato utile, magari può essere utile per esempio a un 17enne con diabete o con talassemia o con sclerosi o con qualsiasi altra malattia che, come me, a 17 anni si è perso, e magari, non voglio essere presuntuoso, però la lettura di questo libro può essere un pochino utile. Sì. Io direi di formazione, appunto, come dici tu, e anche di informazione, perché poi informi anche le persone che in effetti non sanno nulla del mondo, ahimè purtroppo in Sardegna diffuso, dei talassemici, perché tu giustamente hai parlato delle terapie, degli ultimi ritrovati, della pastiglia, però le trasfusioni di sangue, il discorso del sangue che molte volte non c'è o non è sufficiente, c'è per fortuna il trapianto di midollo osseo, insomma ci sono tanti strumenti che possono essere messi in campo per rendere, diciamo così, una vita normale a chi purtroppo soffre di una patologia così. Sì, guarda, il lavoro che fanno le associazioni è proprio questo, oltre a rappresentare la categoria, è proprio informare, fare cultura, si va nelle scuole per raccontare queste cose qui, e quindi non è solo la questione della sensibilizzazione alla donazione del sangue, ma è proprio informare. Poi in Sardegna il discorso vale anche doppio, informare proprio le persone, la società, di quali sono i bisogni dei talassemici, ma poi anche, siccome il problema potrebbe riguardare loro, in quanto magari potenzialmente portatori sani, Certo. di cosa è la talassemia, che cosa è diventata. E infatti questo libricino ci prova a dare anche, ripeto, attraverso i contributi di persone molto preparate, un'infarinata in maniera anche scritto proprio molto semplice. Sì, Perché sì. poi alla fine quello che conta di più e che resta, è quello di cui le persone hanno bisogno, è la conoscenza. Se uno conosce, non ha paura. Se uno conosce, magari prende una decisione consapevole, come quella di, per esempio, interrompere la gravidanza oppure no. Ecco, l'importante non è interrompere oppure no, l'importante è essere consapevoli. Cosa? Avere gli strumenti per poter decidere, questo è assolutamente giusto. Ivano, siamo in chiusura, dicevamo Paura di guarire e Aiuto dal maestrale, lo trovate ovviamente in tutte le librerie, lo troverete online, quindi per acquistarlo anche a distanza se non avete la libreria sotto casa che non è fornita. Ivano, la domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti di Effetto Serra, e te la faccio ovviamente, tu sei una persona che ha fatto 1000 cose, 1000 lavori, 1000 progetti, questo cassetto comunque continua a essere sempre pieno. Quali sono i tuoi progetti nel futuro? A Il parte tuo... presentare il libro in giro per la Sardegna, perché Sì. hai altre date, ovviamente. Ma sai, sono stupito. Il primo a essere stupito sono io, perché abbiamo fatto 25 presentazioni da maggio a adesso, a novembre, e agosto siamo rimasti fermi, quindi, e ne ho anche un'altra decina da fare in programma. Quindi è bello questo, a parte ecco, il progetto di continuare a presentare finché è possibile il libro. Il trucco è, come mi dicesti tu una volta, tenere il cassetto aperto così che i sogni non rimangano dentro il cassetto ma possano uscire. Io ho sempre un sacco di progetti, quindi vediamo se riesco a portarne avanti ancora qualcuno. E te lo auguriamo, te lo auguro personalmente.
Ivano, io ti ringrazio ancora una volta della tua gradita partecipazione, ci vediamo presto, un abbraccio, grazie a tutti voi che ci avete seguito, come sempre vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre su Effetto Sera, il talk show su social. Ancora grazie, ciao, buona serata.